Buongiorno a tutti, oggi siamo in un posto straordinario, molti di voi lo conosceranno, siamo sul lago di Garda e con precisione dove siamo Sisi? Siamo a Cisano, quindi ci troviamo sulla sponda veronese del lago di Garda, un piccolo borgo adorabile e incantevole, e davvero più vicini di così al lago non potremo essere perché ci bagneremo i piedi, quindi abbiamo decisamente una bellissima vista davanti a noi. Ancora tanti turisti qui che passeggiano, ma noi siamo in un posto straordinario, un tuo amico, vero Sisi? Sì, siamo ospiti oggi di Stefano Paganini del Molo 3, al Molo 3, che è questo locale, e sai cosa soprattutto Luigi? Questo è veramente a tutti gli effetti un sogno realizzato, perché Stefano, come me del resto, si è innamorato del lago di Garda e ha fatto di tutto per arrivare qui e trascorrere, sì, lavorarci, però anche trascorrere del tempo di qualità. E cosa è più bello che lavorare in un piacevole contesto come questo? Direi che è impagabile. Ma noi siamo qui per parlare di Prosecco, colpo di scena. Siamo in una zona che ovviamente è nota per altri vini come il Bardolino, il Chiaretto, ma noi in realtà siamo stati proprio alcuni giorni fa nella zona del Prosecco. Qui davanti ho una bellissima cartina che denota la zona del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Cosa vuol dire DOCG? Sì, DOCG è la denominazione di origine controllata e garantita, a partire dal 2009, quindi è stata introdotta questa DOCG di Prosecco Superiore, che va ad identificare non solo un prodotto, ma in particolar modo un territorio ben preciso. Un territorio importantissimo, ha preso famosissimo. un riconoscimento mondiale, giusto? È diventato lo scorso luglio il 55esimo sito UNESCO, quindi patrimonio dell'umanità. E noi eravamo tra l'altro in una zona ancora più, come si può dire, particolare. Eravamo a pochi chilometri di distanza da Valdobbiadene, ma eravamo a Col San Martino. Sì, Col San Martino, quindi una delle rive, eravamo in collina, ospiti dell'azienda di Graziano Merotto, quindi Merotto Spumanti, eccolo qui, pronto per dopo. Graziano Merotto si definisce un artigiano del Prosecco perché lui è una bella azienda, importante, con dei volumi interessanti, ma soprattutto ci tiene molto alla qualità. Ce lo ha ripetuto in modo incessante durante tutta la nostra visita, vero? Sì, assolutamente. Qualità, ma soprattutto autenticità del prodotto che fornisce, che produce. Scusate il gioco di parole. Graziano Merotto nasce quindi proprio come un vero e proprio artigiano del vino. Sai che ci raccontava che ha iniziato facendo il vino col fondo, quindi un rifermentato in bottiglia, quel vino proprio tradizionalissimo di queste zone. E solo l'anno successivo, quindi nel 1973, inizia i primi esperimenti di metodo Martinotti, quindi la rifermentazione in autoclave. Noi eravamo lì anche perché c'è stata l'occasione di recupero di uno spazio, di un rustico, per il suo nuovo wine shop. Esatto, si tratta di un'antica casa contadina che è stata riportata alla luce, uno spazio, si chiama Merotto Space, perché di fatto è proprio uno spazio incredibile. L'idea è proprio quella dell'ariosità, grandissime vetrate da cui si può godere una vista incantevole su Col San Martino e quindi tutti i suoi vigneti che si adagiano in una maniera che è veramente affascinante. Io mi ripeto sempre questo affascinante, ma non ci posso far niente, mi colpisce tutte le volte. È un anfiteatro Sì. che appunto possiamo godere sorseggiando e degustando i suoi vini e così è stato, perché in realtà poco dopo arrivati abbiamo incominciato a questa degustazione che prima è stata su tutte le produzioni sue, Sì. ma poi in particolare siamo andati su una verticale. Esatto, È una è verticale proprio- di Prosecco, La verticale di Prosecco è ancora più unica che rara, quindi noi ringraziamo ancora di questo privilegio, perché è stato senza ombra di dubbio un'esperienza appunto estremamente formativa, interessante, una di quelle esperienze che proprio ti fanno venire voglia di saperne di più, no, sul prodotto. Praticamente erano quante annate? 5 o 6? Abbiamo iniziato nel Erano 2010. tutte annate pari. Pari. Abbiamo cominciato dalla più giovane, che è la 2018, 18. 16,
14, 12 e 10. Quindi 5 annate. E come ti sono sembrate? Tu sei una esperta degustatrice nonostante la tua giovane età. Ti ringrazio Luigi. Vorrei sapere da te Dunque. come dire, un giudizio anche, entriamo anche nel dettaglio, perché molti che ci seguono sono anche sommelier, sono persone che vogliono saperne di più. Sì, allora facciamo un passo indietro. La verticale che abbiamo fatto era di questo, appunto, di questo prodotto qui. Guarda, lo facciamo anche, mamma mia se pesa, facciamo anche vedere. È la cuvée del fondatore Graziano Merotto, quindi dedicata al suo appunto fondatore, nonché attuale leader, boss, proprio un boss Graziano Merotto, ma un boss molto bravo, un boss buono, modesto e un gran lavoratore. Questa appunto è l'annata 2018, quindi l'annata attualmente in corso, sono tutte millesimate, che significa che l'annata del raccolto è indicata in etichetta, è un brut e questo va ad indicare il dosaggio zuccherino di questo vino. La particolarità, più d'una in realtà, sono senza ombra di dubbio che è 100% da uve glera, quindi quell'uva che una volta erroneamente si chiamava uva prosecco, l'uva glera 100% che appunto da disciplinare invece sappiamo può essere anche assemblata da altre uve, chiaramente in percentuali decisamente minori, e poi soprattutto un'altra particolarità è che questo spumante fa un'unica fermentazione, cioè da mosto diventa direttamente vino con le bollicine, vino spumante. E quindi che caratteristiche poi ritroviamo nel bicchiere da questo Allora, le processo, caratteristiche, diciamo? certo, le caratteristiche sono quelle che giustamente ci aspettiamo da un prosecco, quindi un naso molto floreale, gradevole, con qualche nota intrigante agrumata. In bocca la cosa che senza dubbio colpisce e conquista è questa cremosità, questa avvolgenza, questa estrema piacevolezza nella beva. E naturalmente tutto questo deriva da due aspetti, tre forse, ma comunque due aspetti sicuramente, la vigna e la cantina, quindi l'attività in vigna che viene, noi siamo stati anche guidati. Sì, siamo dei privilegiati, abbiamo avuto veramente un'assistenza precisa dall'enologo che si chiama, pensa che curiosità, si chiama Marc Merotto, però non è parente. Diciamo che questo a conferma del fatto che Merotto è un cognome insomma molto importante di questo territorio, molto diffuso. Quello che troviamo nel bicchiere è frutto di una sapiente gestione sia in vigna che in cantina, e Marc ci ha spiegato proprio in vigna, andando con lui, come viene gestita la vigna, ma anche... Sì, ma soprattutto come viene gestita la vendemmia, perché per quanto riguarda le piante che produrranno l'uva destinata alla produzione di questo vino, si fa una cosa in particolare che è la DMR, cioè la doppia maturazione ragionata, che significa che una parte dei tralci della pianta, i tralci chiaramente che portano l'uva, vengono tagliati e lasciati però in pianta. Tu sai che allora il sistema di allevamento è un sistema a spalliera, per cui sostenuti dai fili tu tagli e lì non si muove niente, resta tutto lì. Nel frattempo però la maturazione va avanti, quindi una parte dei grappoli rimasti attaccati alla pianta matureranno in conseguenza a quello che farà la pianta, l'altra parte invece rimane lì appesa e fa una piccolissima leggera surmaturazione. E quindi questa è una particolarità molto interessante. Potrebbe essere tecnico, quelli come me che apprezzano il risultato nel bicchiere magari non vanno a vederlo, però dà veramente poi un risultato, come si suol dire, alla beva, bevendo, molto, molto interessante. Sì, è fondamentale per caratterizzare nel bicchiere poi il risultato finale, quindi questo vino, è anche una attività che ci conferma l'artigianalità di questo prodotto, perché è assolutamente fatta rigorosamente a mano. Quindi cos'altro aggiungere? Veramente un posto che dovete andare a visitare, appunto perché abbiamo questo Merotto Space molto bello che vi ospiterà, e tra l'altro in questa prima fase sono anche di un'ospitalità direi deliziosa, sì, oltre che affascinante, deliziosa. Basta affascinante. Perché veramente la disponibilità di tutti coloro che sono lì è notevole, sì, perché abbiamo la signora, la moglie. Ah beh, lei sì, mi è piaciuta un sacco, è proprio una donna veneta. Che veramente unisce, come dire, la capacità
lavorativa, con una dolcezza e una ospitalità unica, ma anche Claudia, la sommelier che Sì, ci ha Claudia, ospitato, di una simpatia incredibile, quindi quale occasione migliore per fare un giro su questa zona bellissima dei colli appunto del Conegliano Valdobbiadene, nella zona che vi abbiamo indicato tra Valdobbiadene e Col San Martino. Anche le altre zone sono bellissime, noi vi indichiamo questa, ma tutto il paesaggio è appunto paesaggio riconosciuto bene dell'umanità, quindi noi ce l'abbiamo 2 passi, perché non andarlo a vedere, insomma arrivano da tutto il mondo, e andare da Merotto per degustare i loro vini e poi portarvi a casa un bel ricordo, no? Sì, sicuramente. Poi veramente ce n'è anche un po' per tutti i gusti, perché l'idea proprio di Graziano Merotto è stata quella di valorizzare il più possibile, no? Quindi ogni etichetta racconta una storia diversa, per cui lui sta cercando, e ci sta riuscendo, di valorizzare nello specifico, no? Ogni vigneto, ogni area e anche un po' le caratteristiche di ogni prodotto, quindi ognuno ha la sua personalità. Bellissimo come nella carta di confezionamento della Sì. bottiglia siano proprio indicati i mappali. Sì, c'è proprio E il quindi mappale. è una cosa ancora più caratteristica e che contraddistingue questa produzione Merotto. Forte attaccamento al territorio, non finiremo mai di ripeterlo. Oltre a parlare di fascino, parliamo anche dell'importanza che ha il territorio e di quanto sia importante conoscerlo per capire e saper apprezzare i vini che ne derivano. Ci seguite perché noi ovviamente seguiamo il territorio per raccontarvi delle storie che sono bellissime. Beh sì, per forza, noi siamo Venezia Channel, siamo amanti del buono e del bello, non potremo fare altrimenti. Alla prossima, cosa dici? Sì, alla prossima, anche perché il vino è fresco e ci toccherà fare un brindisi. Sì.